Parliamo di questa presentazione del libro scritto da 3 validi autori, dove si parla di teologia e si incontrano i ragazzi che porranno loro delle domande. Sì, oggi l'incontro di oggi vuole mettere in relazione teologia, filosofia e scuola, per dare delle risposte ai ragazzi a delle necessità pedagogiche veramente impellenti in una società che li costringe a correre ad una velocità eccezionale, una società frammentata, una società in cui perdono a volte il senso del sé. E allora interveniamo cercando di costruire un ulteriore tassello nel mosaico della loro formazione integrale, invitando peraltro relatori illustri quali Monsignor Staglianò, il professore Re e la professoressa Catarella, che autori del libro Teologia a scuola cercheranno di dare ai ragazzi, portare ai ragazzi il confronto su il rapporto tra teologia e pop theology, il rapporto tra teologia e filosofia, ma anche il rapporto, quello che teologia e filosofia diventano a scuola, cioè relazione, ascolto e rapporto, conoscenza di sé. Le domande sono state tante, considerando anche l'argomento che è abbastanza difficile, insomma. Sì, i ragazzi si sono espressi perché sentono il bisogno di questi confronti. Quando noi parliamo di teologia e filosofia, parliamo di pensiero critico, questo è uno dei pilastri fondamentali per il nostro liceo e quindi sicuramente oggi i ragazzi cercheranno di trarre da questo dibattito ulteriori elementi per implementare questo pensiero. Diciamo che siamo quasi alla fine dell'anno scolastico, possiamo fare un consuntivo, anche perché poi durante l'anno avete fatto tanti di questi incontri con autori di grande livello e molto attuali. Sì, è assolutamente come dire, un consuntivo estremamente positivo. Ancora quest'anno i nostri ragazzi sono stati coinvolti in innumerevoli attività, tutte di grande valore e grande prestigio, su tematiche molto diverse, che di fatto sono la tela che rappresenta il nostro piano triennale dell'offerta formativa. Ecco Irene, parliamo di questo tuo libro, Teologia della scuola, scritto anche con Antonio Staglianò e Jen Erret. Ecco, come mai questa iniziativa sulla teologia? Un libro sicuramente molto particolare che oggi state presentando qui presso la Chiesa. Allora, intanto come potete vedere ringrazio Monsignore Re e Monsignor Staglianò che hanno voluto scrivere questo libro con me e Luciano Lincetto che è l'editore. Perché l'abbiamo voluto scrivere? Perché noi crediamo nella formazione totale e integrale della persona e la scuola è questo, e noi pensiamo che l'essere umano non è fatto solo di corpo, di mente e della forza vitale che è l'anima, ma è fatto della forza vitale che rende viva la persona, ma è fatto di anima pure, e quindi dobbiamo nutrire pure la nostra anima, e pensiamo appunto che i ragazzi debbano ricordarsi di avere un'anima e di come nutrirla, e questa è la cosa importante. Poi crediamo nello sviluppo integrale della persona e la scuola può essere vocata anche a questo. E poi io dico una cosa, ma se si fa un laboratorio, infatti vedrete che alla fine del libro ci sono i laboratori, se si fa un laboratorio di storia dell'arte, perché non si può fare un laboratorio di teologia sulla Sacra Scrittura, le opere di misericordia, vestire chi è nudo, per esempio dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, non sono opere sociali che rispettano la dignità dell'essere umano e sono principi della Chiesa, principi della Bibbia, e quindi noi ricordiamo questo, riscopriamo il Vangelo per riscoprire una società vera che rispetti la dignità dell'essere umano, il bene comune, perché noi siamo amministratori dei beni comuni, il principio di solidarietà e di aiuto reciproco.